Seconda edizione del trofeo Bar Gelateria Il Ponte, primo memorial Francesco Albani, secondo memorial Andrea Arza. Gentili telespettatori, una cordiale buonasera dalla provincia di La Spezia per questa gara riservata alla categoria allievi, un percorso in linea con partenza ed arrivo in due località diverse per unire la tradizione ciclistica di due manifestazioni che si sono unite per andare ancora avanti e per portare ancora ad alti livelli il ciclismo in provincia di La Spezia. La partenza quindi avverrà da Romito Magra, la conclusione ad Arcola Ponte. In programma 75 km con il Gran Premio della Montagna di Arcola Monte, posto a 9 km dalla conclusione, un trampolino di lancio ideale per tutti gli atleti che vorranno tentare di vincere questa manifestazione. E vedremo poi nelle immagini i tanti atleti che si sono dati battaglia quest'oggi, un totale di circa 80 atleti iscritti, poi poco più di 70 invece i partenti, un po' provenienti da tutto il centro-nord Italia. E mentre si stanno svolgendo le operazioni preliminari prima del via, prima poi di andare ad ascoltare i contributi che abbiamo realizzato prima della partenza, vi ricordo che la corsa si avvale del patrocinio del comune di Arcola e l'organizzazione è affidata all'Unione Sportiva Ponzanese. Andiamo ad ascoltare le interviste. Allora, siamo col presidente del comitato provinciale, Taddei. Amico mio, una stagione, siamo al termine, no? Tutto sommato positiva, per il numero di gare, per tante cose. C'è un grosso neo, noi lo sappiamo tutti, che non è partito in Lunigiana, però tutto sommato possiamo dire che è stata una stagione positiva. Sì, questo è vero, siamo stati positivi, abbiamo fatto delle corse che certamente erano anche decadute dal calendario, le abbiamo rimesse in piedi. Contiamo quest'altro anno di fare ancora delle altre gare nuove e quelle che già esistevano, e faremo un piccolo pensiero anche sul Lunigiana. Va fatto, va rifatto. Il Lunigiana va rifatto, va considerato che bisogna cercare di lavorare in modo più energico, in modo più aperto, con tanta gente che lavora intorno a Lunigiana, perché abbiamo visto che una persona, due, tre non riescono a risolvere il problema. Niente, allora cosa diciamo? Ci diamo appuntamento per tanto il congresso provinciale, che ci sarà quando? Il congresso provinciale sarà fatto il 1° dicembre all'Erici, nella Villa Marigola, ci hanno dato la Villa Marigola. Contiamo di portare dei personaggi, non siamo ancora certi, ma con dei personaggi importanti. A quel punto faremo il punto della situazione e cercheremo di portare avanti anche questo discorso del Lunigiana. Bene, allora complimenti per la stagione e l'appuntamento è fissato per dicembre all'Erici per il congresso provinciale. Grazie Presidente. Ospite della manifestazione prima della partenza, l'assessore allo sport del comune di Arcola, il dottor Timfen. Allora, sono contento di vedere un rappresentante dell'amministrazione alla partenza di questa gara, perché il ciclismo va comunque valorizzato, ma voi so che siete vicini al ciclismo. Ma penso proprio di sì, anche perché questo è un appuntamento importantissimo portato avanti dal Bar Il Ponte, dalla pubblica assistenza Humanitas di Romito Magra, e grazie a coloro che si sono adoperati, da Mauro Spadaccini a tutti gli altri volontari che hanno portato avanti questa iniziativa. Un'iniziativa che si inserisce all'interno di una settimana dedicata completamente allo sport, quindi questo è già un segnale di come l'amministrazione sia vicinissima a tutte le iniziative sportive. Siamo partiti con un premio legato alla cultura sportiva, era con noi Bruno Pizzul qualche giorno fa, e abbiamo proseguito con tante iniziative legate allo sport, ma anche alla disabilità, anche ad altre tematiche per poter coinvolgere anche le scuole nelle iniziative sportive. E credo che la giornata di oggi sia l'atto conclusivo importante di quello che è stato fatto negli ultimi giorni, anche con la collaborazione di tutte le società sportive del territorio, dei volontari, ma con l'input che è partito anche dall'amministrazione di Arcola. Bene Assessore, io la ringrazio tanto per la sua presenza e buon divertimento per oggi, e comunque ora gli appuntamenti sono fissati per voi e anche per tutti noi, per il popolo di Arcola, nel corso della settimana per assistere alle altre manifestazioni. Grazie a Toscana Sprint e continuate così a seguire il ciclismo. E con la nostra sintesi ci portiamo alla fase di partenza ufficiosa, si lascia quindi la zona dove si sono svolte le operazioni preliminari per raggiungere il chilometro zero dove partirà ufficialmente la gara. In programma 75 km, un percorso
che come vi dicevamo ha nel tratto più impegnativo il Gran Premio della Montagna, posto a circa 9 km dal traguardo, il GPM di Alcolamonte, dove verosimilmente si deciderà la corsa, ma andiamo a vedere, perché i ragazzi di queste categorie spesso ci hanno abituato anche a delle sorprese. Mentre ci portiamo verso il chilometro 0, ne approfitto per ricordarvi le formazioni alla via. Apre le iscrizioni la ciclistica Bordighera, quindi la ciclistica Cecina, la Romagnano Guerciotti. Intanto ci stiamo portando al chilometro 0 la Genoa Bike, Madonna di Campagna, Regolo Cinquale, Team Vettorini, Unione Ciclistica Casano, Unione Sportiva Luni, Unione Ciclistica Rosignano Colognole, la UCLA 1991 Pacan Bagutti, Unione Ciclistica Alassio, Velo Club Bottagna, Vigor Cycling Team, World On Bike Team, e poi 2 atleti in rappresentanza del Club de Ciclismo Formazione Brasiliana, quindi 2 atleti provenienti dal Brasile ad arricchire ancora di più il campo dei partecipanti quest'oggi. Dicevamo un percorso mosso che si svolge sostanzialmente nella vallata del fiume Magra, con le varie salite che poi andremo ad affrontare. Il primo allungo di giornata da segnalare dopo 14 km, Giorgio Siri con il dorsale numero 2, con il 68 invece troviamo al comando Enrico Olivero della Vigor Cycling Team, insieme a lui Simone Rivarossa, che veste sempre i colori della Vigor Cycling Team. Quindi 2 atleti della Vigor, un atleta della ciclistica Bordighera caratterizzato dal dorsale di gara numero 2, gruppo che è a 20 secondi dal terzetto al comando ed è pilotato dalle maglie della Unione Ciclistica Casano. Ci sono anche i ragazzi della Bordighera a fare da stopper all'azione del compagno di squadra che si trova al comando. Andatura velocissima sin dalle prime battute di gara. Qui vediamo con il dorsale 37 Daniel Nastasi dell'Unione Ciclistica Casano, che sta guidando la corsa il gruppo in questo frangente. Intanto percorsi 26 km di gara, ancora il terzetto al comando, che vi ricordo essere composto da Giorgio Siri della ciclistica Bordighera, da Simone Rivarossa della Vigor Cycling Team e dal suo compagno di squadra Enrico Oliviero. Questi atleti hanno adesso un vantaggio che è salito a 40 secondi nei confronti del gruppo. Noi ne approfittiamo per ricordarvi il supporto che non manca da parte degli sponsor, delle amministrazioni interessate dalla corsa. Un ringraziamento al comune di Arcola e ai tanti partner che hanno contribuito. In particolare ringraziamo Fior di Latte, Gelateria, Fratelli Delfini, Pietro e Vittorio SNC, Vivaio Lorenzini, Ocnoplast ed ancora Cartoleria Dreamland, pane e pizza alla rotatoria. Continuiamo a sfogliare l'elenco dei partecipanti dal punto di vista economico alla corsa, e quindi coloro che hanno reso possibile questa manifestazione: l'Eternity Line, la Poliartigiana SRL, la Pubblica Assistenza Humanitas, quindi ricordiamo anche il contributo della Naval Carp, della Calevo Nestore e Fratelli, e tanti altri partner come la gelateria artigianale Mister Pingue e Giuseppe Cosentino, fotografo. Questi sono coloro che hanno reso possibile lo svolgimento, ovviamente assieme a tutti i volontari, che sono sempre tanti e non finiremo mai di ringraziarli, che in ogni gara ciclistica rendono possibile lo svolgimento con il loro incalcolabile lavoro. Intanto il gruppo, come vi dicevo, 40 secondi dalla testa della corsa. Noi con le immagini passiamo adesso al chilometro 41 di gara e continua l'azione dei 3 uomini al comando. Stanno pedalando ormai in avascoperta da circa 25 km e continuano nella propria azione. Ricordiamo ancora una volta la composizione del terzetto: Giorgio Siri, classe 1999 della ciclistica Bordighera. Assieme a lui troviamo con il dorsale 61 Simone Rivarossa, classe 1998 della Vigor Cycling Team,
e Enrico Oliviero, anche lui classe 1998, sempre della Vigor Cycling Team. Questi sono i 3 uomini al comando in una scoperta, come vi dicevo, da circa 25 km. Il loro vantaggio nei confronti del gruppo è adesso sceso a 25 secondi. Comunque un'azione sicuramente degna di nota. Stanno animando queste prime fasi iniziali di corsa e anche la fase centrale, se consideriamo che abbiamo già superato metà corsa, percorsi in questo istante i primi 42 km di gara dei 75 in programma. E noi adesso vediamo nel gruppo sono ancora una volta, come era successo in precedenza, le maglie della Unione Ciclistica Casano assieme a quelle della Regolo a fare l'andatura in testa al gruppo. Il plotone adesso viaggia in lunghissima fila indiana, questo testimonia un'andatura particolarmente elevata e quindi il vantaggio degli uomini al comando è destinato a scendere, così ci segnala radioinformazione in corsa che è a cura di Piero Germelli, con base arrivo Stefano Germelli che ha curato anche tutte le disposizioni delle radio in corsa. Plotone quindi che dà la caccia al terzetto al comando. Sembra proprio l'Unione Ciclistica Casano a voler in qualche modo cucire questo strappo. Qui vediamo Clidi Iacu, campione toscano, che prova una sortita. Non sappiamo se è un attacco o se sta cercando di velocizzare anche lui l'azione, però sicuramente questa azione non avvantaggia gli uomini al comando, che infatti vedono scendere il proprio vantaggio. Siamo all'inizio della salita di Bocca di Magra e ancora il terzetto al comando, anzi c'è stato un po' un rimescolarsi delle carte. Infatti adesso davanti si è agganciato il 52 Jacopo Pirone, che veste i colori della Rosignano Colognole, ma il gruppo è lì a poche decine di metri, quindi è ancora presente davanti Siri, è ancora presente Rivarossa, non fa più parte Oliviero, ma il plotone, lo vediamo da queste immagini, va a chiudere proprio nel tratto in salita. Quindi gruppo compatto, o perlomeno una prima parte del gruppo che si è ricompattata. Vediamo come risalgono gli atleti della Unione Ciclistica Casano, che stanno facendo il ritmo in questo frangente. Anche le maglie della Ciclistica Bordighera. E c'è battaglia in questo tratto in salita, primo dei 2 Gran Premi della montagna di giornata. L'ultimo è posto ad appena 9 km dalla conclusione e sarà sicuramente un banco di prova importante per tutti coloro che vorranno contendersi il successo. Intanto Piero Germelli del servizio radioinformazione in corsa, gruppo Radio Corsa Toscana, ad informare i tanti sportivi presenti e tutti gli addetti ai lavori che stanno seguendo la corsa. Adesso le maglie della Ciclistica Cecina del presidente Mario Bianchi a fare l'andatura. Vediamo i ragazzi della società della provincia di Livorno. Vediamo anche la maglia di campione regionale ligure e quella di campione regionale toscano nelle prime posizioni del gruppo. Qui il plotone si sta assottigliando notevolmente. C'è stata una bella battaglia, adesso tratto in salita. Alessandro Montali della Ciclistica Bordighera prova a fare l'andatura. Ragazzi della Ciclistica Bordighera, è un po' una caratteristica che abbiamo imparato a notare di questi atleti, corrono sempre con il body da pista. È una scelta tecnica che abbiamo potuto notare nelle corse della stagione 2014. Vediamo Clidi Iacu che si porta in testa al passaggio al GPM. Scollina questo terzetto leggermente avvantaggiato nei confronti del gruppo, che però come vedete è lì a poche decine di metri, allungato perché l'andatura è stata molto elevata in questo tratto in salita. Vediamo i ragazzi della Regolo Cinquale transitare al Gran Premio della Montagna e adesso entriamo nel vivo della corsa, perché a questo punto sarà battaglia vera. Vediamo un rappello al termine della discesa che si è formato, ovviamente i vari gruppetti che componevano le varie fasi della corsa si sono raggruppati, quindi c'è un gruppo forte di una ventina di unità adesso in testa alla corsa. Vediamo il numero 9 sempre molto attivo, Montali, in testa al gruppetto che sta guidando la corsa. Vediamo anche la maglia di Clidi Iacu. C'è anche il campione ligure
in questo drappello. Ci sono le maglie dell'Unione Ciclistica Casano. Abbiamo riconosciuto la sagoma di Marco Morgano, atleta che, visto il finale particolarmente insidioso e difficile, va tenuto d'occhio quest'oggi. Vediamo anche le maglie della Regolo Cinquale. 15 sono gli atleti al comando ed il resto degli inseguitori accusa un ritardo che inizia a farsi pesante. Questo drappello è segnalato con 30 secondi, vedremo se riusciranno a rientrare. Vediamo i ragazzi della ciclistica cecina in seconda posizione, mentre a fare l'andatura è proprio uno dei due brasiliani, Igor Teodoro Molina, con il dorsale 78, e poi via via tutti gli altri. È un quintetto che insegue a 30 secondi dal gruppo di testa. Adesso faremo una panoramica anche su coloro che stanno inseguendo il quartetto, anche se ci sembra abbastanza chiaro che la corsa si sta svolgendo davanti. Questi atleti accusano un ritardo di circa 40 secondi dagli uomini al comando e non ci sembra che abbiano la voglia di, e soprattutto le forze di riprendere. Il gruppo che davanti è particolarmente numeroso e ben composto dai migliori atleti al via quest'oggi. Atleti della Rosignano Colognole, della ciclistica Bordighera, via via tutte le altre formazioni che compongono questo drappello. Ricordiamo che la manifestazione quest'oggi è valida come campionato provinciale della provincia di La Spezia, titolo che verrà assegnato al termine della gara. Siamo al traguardo volante davanti al bar Gelateria Il Ponte, dove gli sportivi stanno salutando il passaggio della corsa, e dal passaggio sotto l'arrivo ci sarà il traguardo volante. Adesso c'è un allungo di un atleta che tutto solo vuole anticipare i tempi. Siamo ormai nelle fasi decisive, mancano infatti appena 12-13 km dal traguardo. C'è il passaggio sotto l'arrivo con il solitario Lorenzo Rinaudo della Vigor Cycling Team, che verosimilmente si è appena aggiudicato il traguardo volante. Inizierà la salita in solitaria, la salita di Arcolamonte, e vi ricordiamo che dal termine della salita ci sono appena 9 chilometri, di cui molti sono in discesa. Inizia quindi la salita per Rinaudo, atleta classe 1998, è nato il 19 novembre e veste la casacca della Vigor Cycling Team. È una formazione piemontese. Dietro vediamo chi prova a riportarsi sull'atleta al comando. Scatenati sono i ragazzi della Regolo Cinquale. Vediamo chi si tratta con i dorsali. C'è il dorsale numero 28, vale a dire Bertuccelli. C'è poi il campione regionale ligure, si tratta del dorsale numero 7 Nicolò Garibbo, e poi ancora c'è il dorsale numero 60 Luca Ambrosi. Questi sono gli uomini al comando che stanno riprendendo il battistrada, quindi si forma un quartetto, chissà per quanto, perché Rinaudo sembra abbastanza stanco ma è scatenato. Bertuccelli continua lui a fare l'andatura davanti al campione ligure Garibbo, e praticamente però il gruppo è lì ad un passo. Ancora gli atleti della Vigor che provano ad uscire dal grosso a fare l'andatura. I ragazzi della formazione piemontese, questa volta è Giosuè Mattio che forza i tempi in questo tratto in salita. Clidi Iacu alla sua ruota, battaglia in questo tratto in salita. Qualche metro di vantaggio per Mattio, anche lui classe 1988, è nato il 9 marzo e come il suo compagno di squadra Rinaudo, che era in fuga, veste i colori della Vigor Cycling Team. Ormai poche centinaia di metri al culmine della salita, una salita che verosimilmente dovrebbe lanciare il vincitore verso il traguardo di Arcola, traguardo opposto dopo 75 km di gara. Ci stiamo per portare al Gran Premio della Montagna con Mattio al comando. Dietro invece è ancora Clidi Iacu a fare l'andatura tra gli inseguitori. Un drappello che ha forte appena di 10 unità. C'è stata una bella selezione in questo frangente. Sono numerose le maglie della ciclistica Bordighera e quelle dell'Unione Ciclistica Casano nel gruppo che insegue il battistrada. Adesso ancora un tornante in questo tratto in salita con Clidi
Iacu che sta conducendo il drappello degli inseguitori. Noi ci riportiamo ancora in testa, dove troviamo Giosuè Mattio. Continua ad insistere nella propria azione l'atleta della Vigor Cycling Team, e vedremo se andrà a buon fine questo suo tentativo, se riuscirà a scollinare. Adesso mette un rapporto un po' più lungo, qui la strada torna ad essere un po' più agevole rispetto ai chilometri precedenti, in cui le pendenze erano superiori al 10%. Attenzione, perché c'è un terzetto che sembra rientrare sull'atleta al comando, quindi una situazione che potrebbe cambiare proprio in vista del Gran Premio della Montagna, che è ormai imminente. E stanno rientrando questi atleti, ci sembra una casacca della Bordighera. Andiamo a vedere il dorsale numero 1 Guglielmi, quindi il 46 che è Murgano invece dell'Unione Ciclistica Casano. Quindi si forma un drappello più numeroso sulla testa della corsa, ancora con Guglielmi a fare l'andatura. È un terzetto adesso che guida alla testa, seguiti dalla motoinformazione di Piero Cermelli, e poi poco più indietro, ad un passo ci verrebbe da dire, il resto dei contendenti al successo finale. Murgano si mantiene passivo in questo frangente. Lui sicuramente dovrebbe tentare un allungo se sta bene, in quanto è forse tra coloro che sono in gruppo uno dei più dotati in salita. Siamo ormai in vista del Gran Premio della Montagna, 500 metri al GPM. Sono lunghi però 500 metri in salita, quindi vedremo se questi tre riusciranno a scollinare con qualche secondo di vantaggio nei confronti del gruppo. Continua a fare l'andatura, è sicuramente il più attivo Tiziano Guglielmi. È un atleta al primo anno nella categoria. È nato il 27 marzo del 1999, veste i colori della ciclistica bordighera. Formazione tricolore, tanti campionati italiani conquistati dalla formazione ligure, una fucina di talenti la ciclistica bordighera. Murgano si mantiene sempre in terza posizione, mentre regge il passo degli avversari Giosuè Mattio, che è stato il promotore di questa azione. Ormai siamo davvero a poche centinaia di metri dal Gran Premio della Montagna. Vedremo se ci sarà volata. Da qui poi ci sono meno di 9 km alla conclusione. Eccoci in vista del GPM, che è appannaggio di Guglielmi, come giusto che sia, in quanto è stato il più attivo nel tratto in salita. E a questo punto discesa e poi ultimo tratto in pianura. Gli ultimi 3 km e 500 metri saranno pianeggianti. Questo è il gruppo che prova a rientrare sulla testa, un drappello forte di 7-8 unità. Stanno rientrando e infatti si va a formare un drappello di una decina di uomini al comando. Tratto in discesa verso il traguardo di Arcola. Vedremo se sarà volata tra questi atleti o se qualcuno proverà un allungo. Noi stiamo risalendo con la nostra moto, siamo ormai al termine della discesa. 3 km e 500 metri dalla conclusione. C'è stata comunque, il gruppo si è allungato, adesso si è formata una coppia al comando. Andiamo a vedere di chi si tratta. Stiamo risalendo con voi per andare a conoscere i due uomini che si sono portati al comando. Si tratta del dorsale numero 9 Alessandro Montali della ciclistica bordighera e del dorsale 64 Michele Bertaina della Vigor Cycling Team. Due uomini al comando, ormai 3 km alla conclusione. Per loro un vantaggio di circa 10-15 secondi, non di più. Adesso a fare l'andatura Montali, atleta della bordighera, caratterizzato dal dorsale numero 9. Si mantiene invece in seconda posizione in questo frangente Bertaina. Vigor Cycling Team. 4 km alla conclusione. Avevamo fatto un po' di confusione con il chilometraggio. Comunque questa immagine non lascia tanta speranza a coloro che inseguono. Infatti il gruppo si allarga. Ci sono uomini della bordighera e uomini della Vigor in questo gruppo, che ovviamente non collaborano. Sono praticamente 4 i compagni di squadra degli uomini al comando. Poi c'è Murgano della
Unione Ciclistica Casano c'è Clidi Iacu, che però non possono certo mettersi a tirare soltanto loro, perché poi ci sarebbero le altre due formazioni che invece hanno 2 atleti in fuga e che non hanno nessun interesse a tirare. Quindi 2 atleti Vigor, 2 atleti Bordighera. Non ci aspettiamo che questo gruppo possa rientrare sulla testa della corsa. Murgano ci prova, ma è davvero tutto sulle sue spalle l'inseguimento, perché scuote la testa. L'altro atleta della Bordighera non collaborerà all'inseguimento della coppia al comando, che vi ricordo è composta da Alessandro Montali della Ciclistica Bordighera e Michele Bertaina della Vigor Cycling Team. Prova comunque un inseguimento un ragazzo che è uscito adesso dal gruppo. Il dorsale di gara è il numero 26, Simone Bevilacqua della Madonna di Campagna. Però vanno subito a tamponare gli altri atleti e torniamo in testa. Siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro, poco più di 2 chilometri dalla conclusione, ancora al termine. Stiamo seguendo con voi queste belle fasi finali in cui c'è la battaglia tra i fuggitivi e coloro che inseguono. Però dall'attenta analisi che abbiamo fatto, intanto 2 chilometri dal termine, con praticamente 4 atleti su 7 tra gli inseguitori che fanno parte della Vigor Cycling Team e della Ciclistica Bordighera, rispettivamente 2 atleti della Vigor e 2 atleti della Bordighera, non ci sembra che il gruppo che insegue possa avere possibilità di rientrare sui 2 atleti al comando, e quindi questi 2 atleti verosimilmente andranno a giocarsi il successo nel secondo trofeo Bar Gelateria Il Ponte. Primo memorial a Francesco Albani, secondo memorial Andrea Arza. Ultimo chilometro per la testa della corsa, sarà quindi volata a 2 tra questi 2 atleti. Noi ci stiamo per spostare sul rettilineo finale, dove il pubblico sta attendendo la conclusione della prova. Tutto è pronto per l'epilogo. Ancora in testa sono segnalati Bertaina e Montali, quindi sarà una volata a 2, partita lunghissima con l'atleta della Vigor Michele Bertaina, che va a vincere, prima vittoria stagionale per lui davanti ad Alessandro Montali della Ciclistica Bordighera. Per quanto riguarda il terzo posto è atteso a 30 secondi il drappello degli inseguitori, quindi sarà una volata. Vediamo la maglia della Madonna di Campagna di Simone Bevilacqua in terza posizione, quindi Enrico Oliviero della Vigor davanti al compagno di squadra Giosuè Mattio. Sesto è Guglielmi, settimo Garibbo, ottavo Murgano, nono Clidi Iacu e decimo Luca Ambrosoli. Per quanto riguarda il campionato provinciale di La Spezia, il successo di Marco Murgano della Unione Ciclistica Casano. A questo punto un saluto prima di andare ad ascoltare le interviste ai protagonisti della corsa. Siamo con il primo classificato di questa manifestazione, Bertaina Michele, alla quale chiediamo se è la prima gara che vince. Eh sì, è la prima gara da tanto attesa, fin dall'inizio stagione. Questa stagione è stata un po' sfortunata, ma finalmente ce l'ho fatta. Bravo. E la fuga era stata premeditata oppure è stata poi decisa in corsa durante la discesa? La fuga non era proprio premeditata, ovvero in punta alla salita ce n'erano 3 davanti con un mio compagno. E poi allora sapevo che in discesa andavo forte e sono scattato, sono riuscito a recuperare i primi e andare via con Montali, poi abbiamo tirato un po' a testa e siamo riusciti ad arrivare. Il percorso come ti è sembrato? È un bel percorso, abbastanza duro, con 2 belle salite, ma abbastanza selettivo anche. Abbiamo il secondo classificato di questa gara, Montai Alessandro, alla quale chiediamo come è andata questa gara. Ho fatto tutta la gara davanti perché comunque avevo un compagno davanti in fuga e dovevamo fare tappo. Poi sulla prima salita li abbiamo ripresi e ho provato ad allungare insieme ad altri. Poi in discesa ci hanno recuperato e siamo arrivati qua all'arrivo, al primo passaggio sotto l'arrivo. E in salita sono rimasto nel gruppo perché comunque sapevo di faticare abbastanza, quindi ho deciso di restare calmo. Poi in discesa uno della Vigor ha aumentato, io gli sono andato dietro e siamo arrivati fino all'arrivo dandoci cambi. Ero già un po' cotto e la volata
ho dato tutto ma non è servito a niente. Siamo in presenza del terzo classificato, Bevilacqua Simone. E niente, come mai non avete provato a rientrare? C'era poco accordo perché c'erano dei compagni di squadra della fuga davanti e nessuno tirava e sono arrivati loro. Se tu avessi provato a rientrare, temevi il confronto con gli altri oppure ti saresti anche ritenuto più forte e quindi anche vincitore? Proprio non saprei, me la sarei giocata ma non lo saprei proprio. Siamo in compagnia della signora Ottaviana Podestà, responsabile legale della Pubblica Assistenza Humanitas di Romito. È una degli organizzatori dell'evento di quest'oggi e volevamo chiedergli come le è sembrata l'evento di oggi, se è rimasta contenta di come è stato organizzato e di come si è svolto l'evento. Sono veramente soddisfatta di come si è svolto l'evento, innanzitutto perché l'organizzazione si è rivelata a dir poco perfetta. Non ci sono stati, a quanto mi risulta, incidenti di rilievo e quindi che dire, sono veramente, se non è eccessivo, onorata di aver potuto partecipare come sponsor con l'associazione della quale sono appunto la responsabile a questa manifestazione, che si inserisce sicuramente in una antica tradizione di queste zone, perché intanto il trofeo è intitolato anche ad un nostro compaesano più che concittadino, perché la Vallata del Magra è costituita da paesi, vero? Quindi il Memorial Francesco Albani ci riporta un po' indietro nel tempo e ci ricorda appunto la